Salve a tutti, vediamo ora come calcolare le potenze di un binomio, quindi a più b elevato alla n. Poi, per chi conosce il calcolo combinatorio, farò vedere come questo si collega col simbolo binomiale, che è legato al numero di combinazioni. Allora, dobbiamo scrivere la formula per a più b alla n e usiamo il cosiddetto triangolo di Tartaglia. E come si trova? Beh, qui abbiamo tutti dei numeri 1, 1 e poi, vabbè, incominciamo a fare così: 1 più 1 è uguale a 2, 1 più 2 è uguale a 3, 2 più 1 è uguale a 3, 1 più 3 è uguale a 4, 3 più 3 è uguale a 6, 3 più 1 è uguale a 4, 1 più 4 è uguale a 5, 4 più 6 è 10, 6 più 4 è 10, 4 più 1 è 5 e può andare così avanti all'infinito. Qui al lato ho scritto 0, 1, 2, 3, 4, 5 perché ci aiuta a calcolare proprio queste potenze del binomio. Allora, vediamo ad esempio a più b alla terza. Dobbiamo guardare qui dove abbiamo 3, però in realtà anche senza scrivere questo al lato è facile perché per calcolare a più b alla terza dobbiamo guardare qui dove il secondo numero in fila è 3. Se dobbiamo calcolare più b alla quinta, vediamo qui dove il secondo numero in fila è 5, quindi non c'è problema. Allora, quindi tutti questi numeri messi qua, cosa sono? Sono semplicemente i coefficienti che dobbiamo mettere. Qui in a più b alla terza abbiamo 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Ma cosa dobbiamo fare con a e b? Allora, A incomincia la massima potenza, quindi A alla terza, e B incomincia con B alla 0, e poi in ogni termine le potenze di A calano e le potenze di B crescono, quindi alla terza poi avremo alla seconda, alla prima, alla 0, B alla 0, poi cresce B alla 1, B alla 2, B alla 3. E qui è già giusto questo, però lo riscriviamo meglio perché elevare un numero alla 0 è 1, cioè b alla 0 è 1 e b alla 1 è b. Poi questi coefficienti 1 non saprei scriverli, vabbè, scrivendo appunto meglio abbiamo a alla terza più 3 al quadrato b più 3a b al quadrato più b alla terza, e questa è proprio la formula già conosciuta del cubo di un binomio. Però adesso, anche se non conosciamo le formule successive, possiamo ricavarle appunto da questa regola qui. Ricaviamoci a più b alla quarta. Qui abbiamo i coefficienti 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1. A incomincia alla quarta, B incomincia alla 0 e poi alla quarta poi abbiamo alla terza, alla seconda, alla prima, alla 0, B alla 0, poi B alla prima, B alla seconda, B alla terza, B alla quarta. Poi riscriviamo soltanto meglio: A alla quarta più 4 alla terza B più 6 a al quadrato b al quadrato più 4ab alla terza più b alla quarta, e l'abbiamo ottenuto. La regola è questa semplicemente. Bene, adesso passiamo alla seconda parte dove ci colleghiamo al simbolo binomiale. Allora, questi coefficienti che vediamo in ciascuna riga si possono pensare come i coefficienti binomiali per calcolare a più b alla n, e quindi abbiamo il coefficiente binomiale n su 0, n su 1, n su 2 e così avanti fino a n su n, quindi in generale per calcolare a più b alla n. Vediamo ad esempio per a più b alla quarta che abbiamo calcolato un attimo fa. E allora i simboli binomiali sono 4 su 0, 4 su 1, 4 su 2, 4 su 3, 4 su 4. Ce li possiamo calcolare tutti dalla regola che abbiamo per calcolare la formula. Sì, ricordiamo anche che n fattoriale è il prodotto dei numeri da n indietro fino a 1. Vabbè, e si possono calcolare tutti quanti. E troviamo 1, 4, 6, 4, 1. E se facciamo il triangolo di disegniamo il triangolo di Tartaglia, sono proprio gli stessi: 1, 4, 6, 4, 1. Quindi abbiamo trovato un modo generico per calcolarli senza dover disegnare il triangolo di Tartaglia, specialmente se bisogna andare più in basso, comincia a diventare lungo disegnarlo. Ok, e allora adesso abbiamo trovato i coefficienti, poi la regola, quella che ho spiegato comunque prima nel video, per scrivere la potenza del binomio. Allora, e quindi possiamo scrivere una formula generica da questo: a più b alla n sarebbe
n su 0 alla n b alla 0 più n su 1 a alla n meno 1 b alla prima, perché le potenze di A calano e le potenze di B crescono, più n su 2 a alla n meno 2 b alla seconda, più così avanti all'ultimo termine n su n alla 0 b alla n. Però questa è già un'ottima formula scritta in modo generico, ma si può scrivere in modo ancora più compatto, così, col simbolo di sommatoria. Tutti questi termini hanno la stessa forma, quindi si può scrivere come somma per k che è un indice che va da 0 a n, e si scrive il termine generico n su k a alla n meno k b alla k. Se prendete un qualsiasi termine vedete che è fatto di questa forma qua, con k che varia appunto tra 0 e n. E ancora un'ultima osservazione: se qua scegliamo A uguale a 1, B uguale a 1, tutte queste potenze di A e B sono tutte uguali a 1, e comunque qui troviamo 1 più 1 alla n, quindi 2 alla n, è uguale a n su 0 più n su 1 più n su 2 più n su n. Abbiamo trovato anche questa formula che può essere interessante. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.